Domenica 21 dicembre, dopo la vittoria della domenica scorsa, portiamo a casa altri 3 punti con l'Union Vis Lendinara. È una squadra tosta con una tifoseria agguerrita, un ambiente ostile, ma ce l'abbiamo fatta. Godiamoci questa prestazione che ci fa salire il morale e la classifica. Contro signor Benetti di Vicenza, assistenti Zaura Salvini. E ora andiamo a gara, un po' di divertimento tutti, e forza, Union Vis Lendinara! E finalmente, dopo la festa di inizio partita, l'arbitro fischia, comincia il primo tempo. Il team attacca subito, Ambrosio lancia Pasini che crossa verso il centro, testa di Fiero che finisce a lato. Pronta azione del Lendinara, Farinazzo apre sulla destra del campo per Bellini che scambia con un compagno e poi riceve palla sull'estrema sinistra del campo, si libera dei difensori e crossa, Farinazzo la gira al volo e insacca. Brutta partenza, è stata una partenza a rastro del Lendinara che ci fa dubitare per la goleada, ma in qualche maniera riusciamo a respingere i continui attacchi del Farinazzo, mischie confuse al limite dell'area, ma la porta resta inviolata. Su questo calcio d'angolo arrivano anche al tiro, ma Peritore è piazzato e para. Al 10° minuto della ripresa è il team ad essere pericoloso su questa azione confusa. Dopo vari ribatti e ribatti, Salvagno per Nardi e cross sulla sinistra del campo per Varano, combatte con un difensore, conquista palla e tira, testa di Riva che supera la traversa. Ed è ancora team, Nardi per Salvagno che fa un traversone verso il centro dell'area, Bersan vola e toglie la palla dalla testa di Ambrosio. Prima sostituzione Lendinara, Bettonte lascia il posto a Rizzieri. Adesso è Olivieri a battere una punizione per il team, la mette per Fiero che c'entra per Ambrosio, Ambrosio cade, Fiero recupera palla e la mette per Pasini che fa un gran tiro respinto da un difensore. Ambrosio recupera palla e si lancia contro la porta, viene steso. In questa maniera l'arbitro assegna un rigore al team. Non abbiamo un buon rapporto con i rigori, stavolta ci prova Nardi e la mette dentro. Negli ultimi 10 minuti del secondo tempo c'è una pressione continua del Lendinara verso la nostra porta, Peritore è sempre piazzato e para e neutralizza le loro azioni. Ma purtroppo allo scadere Farinazzo riceve palla sulla destra del campo, tira, Viola ferma la palla con un braccio e l'arbitro decreta il rigore. Alla battuta si porta Farinazzo, ma Peritore non è il primo che para e ci riesce anche questa volta. Prima della fine c'è questa punizione assegnata al Lendinara, battuta e traversone che passa tutta l'area, poi la palla
si avvicina al fondo campo ma l'arbitro fischia. Comincia il secondo tempo, batte il Santa Lucia. Cerchiamo di aggredirli subito, arriviamo in area ma poi le azioni sono confuse, batti e ribatti e la difesa libera. Il Van Gadizza è sempre pericoloso quando si lancia in avanti, in qualche maniera va fermato, il fallo è inevitabile. Punizione per il Van Gadizza e respinta di Olivieri. Iarboe recupera, si libera dei difensori e fa un traversone che attraversa tutta l'area ed esce in fallo laterale. Adesso è Rizzieri ed essere lanciato in area, il suo passaggio è carambola fra i vari difensori e finisce fra le braccia di Peritone. E sostituzione anche per il team, Pulvere prende il posto di Pasini. E poco dopo Ambrosio lascia il posto a Prota. E la partita riprende con feroci battaglie al limite dell'area, seguite da partenze improvvise con questi lunghi lanci. Adesso è Nardi che la mette per Salvagno, controlla, si libera di un difensore e la passa a Pulvere. Controllo e tocco per Fiorio che viene atterrato in questa maniera. Varano la mette per Prota, il suo tiro è debole, Bersan raccoglie. E al 20° della ripresa altra sostituzione nel team, entra Ziviani ed esce Varano. E calcio d'angolo per il Santa Lucia, incornata di Ziviani, ma la palla esce sfiorando il palo. Azione Lendinara, Iarboe è lanciato sulla sinistra del campo, fa un tiro, testa di Travaglini che colpisce la traversa. Dopo questa lotta sulla tre quarti di campo, Prota conquista palla e serve Ziviani, lotta con difensore ed evita il portiere, ma la palla finisce sull'esterno della rete. E adesso è Nalini che viene servito sulla sinistra del campo, è contrastato, la palla arriva a Bellini, combatte con i difensori e centra, un compagno la alza sopra la traversa. E ancora sostituzione nell'Endinara, Monesi sostituisce Travaglini. Rimessa Arduini, Nardi è travolto da Travaglini che si invola, la mette per Rizzieri, il suo tiro è un passaggio a Peritone. Difesa Santa Lucia, arriva per Fiero che si lancia e scambia con Ziviani che restituisce, poi Fiero lo serve di nuovo e Ziviani la mette all'incrocio dei pali. Non è un gran periodo per il Zivi, ma è il regalo più bello che poteva fare al nonno. Ancora sostituzioni nell'Endinara nel tentativo di raddrizzare il risultato e anche nel team Santa Lucia Fiero deve lasciare il posto a Residori. E ancora un'azione dell'Endinara nel tentativo di raddrizzare il risultato, si conclude con questo tiro finale alto sulla traversa. Ma è ancora il Santa Lucia a rendersi pericoloso, lungo lancio di Nardi, Residori si streggia fra i difensori e raccoglie, gran cannonata e miracolo di Bersan che gli nega il piacere del gol. Il Lendinara ci ha provato fino alla fine a recuperare il risultato, ha fatto un paio di calci d'angoli abbastanza pericolosi, ma poi con questa punizione battuta da Olivieri
e questa rimessa dell'Endinara, ancora un batti e ribatti alla viva al parroco, poi il fischio dell'arbitro che chiude questa partita e ci manda a festeggiare e godere le prossime festività con un animo migliore. Buongiorno, finalmente montiamo una partita senza soffrire. Chiudiamo l'annata con una magnifica vittoria contro quella che io penso sia la miglior squadra di questo campionato. Godiamoci il momento, le prossime feste in arrivo. Un augurio a tutti quelli che mi seguono per un buon Natale, un magnifico Capodanno in attesa delle prossime partite. Arrivederci, a Dio piacendo, l'11 gennaio. Dobbiamo restituire il piacere al Bologna Veneta.